Mogadiscio si stende piatta su due ampi gradini che si affacciano alla riva africana dell'Oceano Indiano. La città, che ha poco più di 1000 anni di vita, è il centro più importante della Somalia e tra le mura bianche di calce e di sole, drappeggiate di fantasiosi merletti, vivono i suoi abitanti. La Mogadiscio bianca è il volto ufficiale della città, volto che traspare dagli edifici più importanti, che si delinea nel silenzio dei giardini, attorno al palazzo del governo, nelle sue belle strade, nelle case, nei palazzotti intonacati di fresco e tra il fruscio delle lunghe foglie delle palme. Ma la città che ha alternato epoche fiorenti alle incursioni dei predoni portoghesi, che fu sede di sultanati e distrutta dalle razzie e dal colera, conserva un suo volto inalterato dai secoli, impassibile agli anni e ai monsoni che con regolarità impressionante soffiano ora da terra e ora dal mare, dando vita a due sole grandi stagioni. La Mogadiscio di oggi ha una popolazione di 2000 bianchi diluiti in 50.000 indigeni, qualche importante strada e delle belle contrade. Il mare è rinserrato da un piccolo porto, meta di Maone e di Sambuchi. Il quartiere di Shangani ammucchia le case al sole sulla riva del mare. Stende il dedalo delle terrazze inondate di luce in un geometrico disordine, dove le vie sembrano fenditure aperte nei muri dal calore degli anni. Tra tante facciate modeste ed anonime si ergono le testimonianze di una genuina architettura araba. Le torri piantate dai portoghesi conquistatori. L'edificio della moschea di Jama, una delle prime sorte a Mogadiscio, attorno al 1200, anch'essa legata a uno stile ormai disperso dagli indigeni e privo di interesse per i bianchi. Il flusso della vita a Mogadiscio aumenta nei pressi dei quartieri indigeni. Se i bianchi e i loro quartieri danno il volto ufficiale di Mogadiscio, sono i somali che la animano, che la riempiono, che la posseggono. La Mogadiscio nera si abbarbica a un ripiano roccioso, dove le baracche formano quartieri, dove il selciato è niente altro che sabbia. La vita degli indigeni esplode al mercato, formicolante luogo di scambio di povere merci, dove si trova di tutto e di niente, dove le razze mescolano i loro linguaggi in una Babele in cui ognuno ritrova a un certo punto quello che vuole comprare e paga quello che vuole pagare.
Le merci giungono al mercato sulla schiena di questi impassibili e silenziosi mezzi di trasporto. Il cammello è buono a tutte le fatiche, ma è veramente strano vederlo trasformato in un carro di fieno. A Mogadiscio, nei più disparati punti della città, sorgono i pozzi. L'acqua costituisce elemento di smercio e una volta estratta viene portata sulla schiena di bassi asinelli fino alle soglie delle case. È l'unica merce in vendita che non viene mai respinta. Tra le capanne del nuovo quartiere indigeno, in margine al mercato, si nascondono tante altre attività che spesse volte sono avvolte da un inspiegabile senso di mistero. Questo è un frantoio per l'olio di arachidi. Altre attività si svolgono invece all'aperto. Sono i mestieri tradizionali come il ciabattino, che in questo caso ricava la materia prima dai copertoni fuori uso, lavorando la gomma a uno straordinario deschetto formato dai suoi piedi prensili. Un'altra attività spiccatamente artigiana è quella dei letti, il giaciglio di paglia intrecciata che serve per il fresco riposo nella notte dell'equatore. Tanto è bianca la Mogadiscio ufficiale, tanto è scuro e tetro questo scenario di assi e lamiere. La cascata di capanne che si chiama Amarueni e vuol dire città grande. E incredibile a dirsi, è proprio dinanzi a questo scarno paesaggio di una città uniforme, racchiusa nel legno e nella latta, che si ha l'impressione di trovarsi di fronte alla più grande Mogadiscio.